Rieccoci in studio, ben ritrovati. I temi del lavoro in primo piano con la CGIL, Sara Pasqualin, buongiorno Pasqualin, e Luigino Tasinato qui con me della segreteria provinciale di Treviso dello CGIL, il sindacato dei pensionati. Parleremo chiaramente di pensioni, ma non solo pensioni, caro vita, e ce n'è di carne al fuoco, e anche di sanità, perché all'orizzonte c'è un'importante manifestazione regionale a Verona. Però con lei, Pasqualin, partirei proprio dalle dichiarazioni di giornata della Premier Giorgia Meloni, perché si sta tenendo proprio in queste ore l'assemblea di Confindustria. Il Presidente del Consiglio, la Presidente del Consiglio, che dice: sono fiduciosa sulla crescita, più 1% del PIL ovviamente a portata di mano. È così a portata di mano? Beh, i dati poi vanno analizzati, nel senso che è facile dare delle percentuali di crescita con dei dati positivi, vanno analizzati cos'è quel più 1%. A noi i dati che analizza la CGIL è che in realtà sono aumentati i contratti a termine, e di fatto poi abbiamo tutti i contratti, quelli lì in somministrazione, quelli di difficile poi tenuta anche da parte dei lavoratori, nel senso che quello che continua ad essere, quello che noi segnaliamo da anni, è questa sfilatura un po' del mercato del lavoro, dove è complicato soprattutto per i giovani accedervi, avere poi una posizione indeterminata e trovare un lavoro stabile. Quindi noi anche in tutti i tavoli, in tutti i rinnovi dei contratti che facciamo con le categorie, ci attenzioniamo parecchio sull'andamento di questa situazione, perché la percezione che abbiamo noi, anche a fronte dell'analisi dei dati, è che comunque anche nel 2024 è stata molto usufruita la cassa integrazione, abbiamo realtà industriali in difficoltà, abbiamo una situazione del mercato che è altalenante, nel senso che alcuni settori vanno bene, altri insomma continuano a zoppicare. Anche qui nella nostra zona, nel Trevigiano, ci sono realtà che utilizzano la cassa integrazione, hanno difficoltà a garantire i numeri, hanno difficoltà ad assumere persone, insomma il quadro è variegato. È in chiaroscuro, diciamo. Tra l'altro ci sono anche le parole, c'è la relazione introduttiva del Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che dice: c'è una contrazione in atto dell'industria italiana che richiede una vera e propria responsabilità collettiva di tutti i soggetti sociali e politici del nostro Paese, questo per realizzare un deciso balzo in avanti della produttività italiana. Quindi lo stesso Orsini, la stessa Confindustria dice che c'è un problema, soprattutto in alcuni settori. Sì, in alcuni settori c'è un problema, perché comunque poi oggi il mercato è molto libero, molto ampio, ci si confronta con realtà anche degli altri paesi europei, e quindi l'Italia ha una grandissima capacità. Ci vogliono degli incentivi, ma soprattutto delle azioni importanti da parte del governo a dare più opportunità ai lavoratori, nel senso che bisogna sostenere quelle che sono le situazioni non solo di difficoltà, ma anche appunto rivoluzionare un po' quello che è il mercato del lavoro in un'ottica di tenuta, perché poi lo sappiamo benissimo, va in crisi un'azienda, vanno in crisi i lavoratori, nel senso che i lavoratori che si trovano all'interno devono poi ricollocarsi nel mercato, e non sempre questo è semplice, soprattutto se i lavoratori hanno anche una certa età. Quindi il lavoro è sempre stato al centro delle discussioni, anche dei ragionamenti che abbiamo portato avanti come CGIL. Quindi ben venga non tanto scelte coraggiose nell'ottica di continuare a domandare sacrifici ai lavoratori dipendenti e alle aziende. Ecco, questo ci Pasqualina, tengo. io le leggo anche quest'altro passaggio di Orsini. Noi e i sindacati abbiamo tanto da fare insieme, noi siamo pronti ad avviare un confronto, ha detto Orsini, indicando tra i temi quello dei contratti, è un tema cruciale. Come alcuni sembrano non voler ricordare, Confindustria prevede nelle sue qualifiche contrattuali retribuzioni ben più elevate del salario minimo
minimo per legge, che in Italia comunque non c'è, penso si riferisca ai 9 euro all'ora più o meno. Noi difendiamo il principio che il salario in tutte le sue componenti si stabilisca nei contratti nazionali e aziendali trattando con il sindacato, a cui rilancia, diciamo, che è tempo di un'azione comune per contrastare i troppi contratti siglati da soggetti di inadeguata rappresentanza. Ecco. Come le commenta queste parole a caldo proprio appena pronunciate da Orsini? No, sono anni che la CGIL porta avanti che vuole la certificazione dei dati anche sulla rappresentatività, perché ci sono troppi soggetti oggi che siglano contratti di dubbia legalità, mi viene da dire, perché proprio non vengono considerati né quelli che sono i valori minimi della retribuzione, ma non c'è neanche una rappresentanza di questi soggetti nel mondo del lavoro. Quindi noi continuiamo a dire che i soggetti titolati sono quelli che hanno i numeri. La CGIL è una delle organizzazioni sindacali più importanti che ha numeri di iscritti importanti. Le contrattazioni noi le facciamo sui tavoli, le discussioni le abbiamo fatte sempre con le parti datoriali dall'altra parte, e c'è sempre stata la volontà di progredire assieme, perché se poi progredisce il reddito del lavoratore, progredisce la situazione delle famiglie, progredisce anche l'economicità, e i dati poi hanno un ritorno positivo importante per tutti quanti. Quindi è ovvio che c'è disponibilità da parte della CGIL a stare sui tavoli, a contrattare. Noi ragionavamo sul salario minimo perché vuole togliere tutto quello che sta sotto, però è ovvio che tutto quello che sta sopra ben venga, e i ragionamenti sono importanti da fare. I rinnovi contrattuali, lo abbiamo sempre detto, sono fondamentali per lo sviluppo nel mondo del lavoro, e sono fondamentali anche per le dinamiche, perché il mondo del lavoro è cambiato e anche le esigenze delle famiglie oggi sono cambiate. Quindi di conseguenza bisogna trovare il punto d'incontro nella quale chi lavora per se stesso e per arricchirsi, non per creare debiti. Non possiamo continuare a difendere un lavoro povero. Questo è il tema, e sullo sfondo, anzi più che sullo sfondo, all'orizzonte c'è la legge di bilancio per il 2025. C'è già chi dice sarà una manovra a lacrime e sangue, espressione che nel nostro paese è tutt'altro che inedita. Ma che manovra sarà secondo lei, Pasqualin, e cosa si augura possa fare l'esecutivo nelle maglie sempre più strette della finanza pubblica? Allora, le notizie che si stanno susseguendo in questi giorni, insomma, non sono tanto positive, nel senso che si parla di molti tagli, e sempre i soliti, mi viene da dire, perché poi vediamo che ogni manovra che viene messa in campo dai governi poi colpisce generalmente sempre gli stessi soggetti, quindi i pensionati, i lavoratori dipendenti, e generalmente vengono dati a pioggia una serie di benefici un po' ad altri. Noi siamo sempre stati contro i bonus a pioggia, a caduta libera, perché abbiamo sempre detto ci vogliono interventi strutturali, ci vuole un ragionamento più complessivo. È ovvio che i bonus fino ad oggi, e questo è uno degli elementi critici che sta venendo fuori in questi giorni, i bonus fino ad oggi davano comunque redditività a qualcuno, nel senso che venivano erogati dei soldi. Se li si tolgono, di conseguenza, e non c'è una manovra strutturale dietro che dia le coperture, in quel caso lì si creano dei problemi che ad oggi esistono, che sono quelli comunque che sono sempre sul piatto, ovvero il fatto che comunque il costo della vita è aumentato, e lo vediamo tutti quanti perché andiamo a fare la spesa piuttosto che ci muoviamo nella nostra quotidianità, e non c'è dall'altra parte un arricchimento, una crescita di quelle che sono le retribuzioni o di quelli che sono anche le tutele delle famiglie, mi viene da dire, quelli che sono i bonus che devono essere erogate a quelle famiglie che sono in più difficoltà economica, quelle che hanno un reddito più basso. Questo è il tema. Tra l'altro, lo potete vedere, questo è l'intervento di Meloni, non ve lo faccio sentire, l'assemblea di Confindustria è stato caricato da poco anche dal Sole 24 Ore, Meloni che dice è finita la stagione dei bonus, è finita la stagione del reddito di cittadinanza, stop all'Italia che butta soldi dalla finestra. Però lei dice una cosa molto precisa, Pasqualin, ok, anche noi non eravamo
favorevoli ai bonus, però degli strumenti di sostegno servono. Sì, servono soprattutto oggi nelle condizioni che ci sono nella nostra situazione, insomma, perché ci sono veramente le persone che lavorano, che si trovano in condizioni di non arrivare a fine mese, e c'è una fascia invece di altri soggetti che sta crescendo e si sta molto arricchendo, e questa è un po' una modalità che stanno mettendo in campo con le ultime scelte. Ritorno un attimo sul concetto dei bonus, perché noi l'abbiamo sempre sottolineati che dovevano essere strutturali. Ad oggi non sono strutturali. Quello che vediamo è un ritorno a togliere alcuni bonus. Adesso magari facciamo anche qualche esempio per far capire meglio alle persone a casa. Però togliendo alcuni bonus si creano degli altri meccanismi, perché sono legati ad altri meccanismi che noi stiamo vivendo. Per esempio, mi viene da dire, noi comunque abbiamo delle regolamentazioni che vengono dettate anche dall'Europa. L'Europa ci dice che la chiusura che ha fatto l'Italia sul 2023, quindi l'ultimo anno, ha creato un maggior debito. Noi siamo uno di quegli stati allertati, quindi ci dice: fate un piano di sviluppo per il prossimo triennio e cercate in questo piano di sviluppo di capire quali risorse destinare e quali operazioni mettere in campo per non avere un debito così alto, e dall'altra parte per continuare a seguire quelle che sono le azioni dell'Europa. Ora, io voglio fare un esempio per far capire le persone a casa. Se togliamo il bonus dell'edilizia, adesso parliamo, hanno già tolto anche il bonus della ristrutturazione. Il bonus della ristrutturazione entrava in un meccanismo anche di arrivare a quelle che erano le indicazioni dell'Europa riguardo alle green, alle case green. Quindi entro 8 anni bisognava portare una serie di modalità di risparmio energetico in alcune strutture anche del nostro paese. Ora lo togliamo, lo riduciamo dal 50% al 36%, noi evitiamo che le persone facciano quegli interventi anche nei condomini piuttosto che nelle case, ma soprattutto l'altra faccia della medaglia, per la quale noi siamo anche preoccupati, si continua ad andare nella direzione anche del nero, perché se sappiamo benissimo che certi meccanismi di bonus o di agevolazioni vengono anche fatti per cercare di regolarizzare determinati percorsi. Nel momento in cui tolgo l'opportunità alla persona che ha già in difficoltà con il proprio reddito di fare un intervento perché costa, e gli dico ti tolgo anche la detrazione o te la abbasso, è molto più facile che questo, che magari ha la necessità per forza di farlo quell'intervento, decida la strada non corretta. Questa è una riflessione molto concreta. Lei dice togliamo i bonus e favoriamo il nero. Questo era un esempio per far capire che il bonus che noi, esempio quello io ho fatto l'esempio quello della ristrutturazione perché è stato attivato e entra in vigore, della riduzione, però questo meccanismo qua è correlato a tutta un'altra serie di ricadute che poi avremo, quindi in realtà va fatto un'analisi molto più generale. Poi ci sono una serie di altri bonus che sono in discussione, che non sapremo se ripartiranno. Alcuni hanno le scadenze ovviamente qua di fine anno, altri invece erano magari negli ultimi anni stati anche attivati con una serie di riattivati mano a mano dal governo per capire, per facilitare o per cercare di sviluppare determinate aree. Insomma, adesso io ho fatto quell'esempio lì, però c'è il bonus, mi sono fatto un elenco così giusto per capire, bonus immobili, bonus verde, bonus sisma che sono a scadenza di anno, poi c'è interventi concreti sono state fatti alle famiglie, tipo le bonus bollette, la carta acquisti, quelle sono cose concrete che sono state date alle persone e che non sappiamo se domani mattina verranno rinnovate. Quindi toglierle significa gettare nell'incertezza tante famiglie. Toglierle si getta nell'incertezza tante famiglie perché dall'altra parte non c'è chiarezza su altri interventi. Mi viene da dire, ok, io tolgo dei bonus che agevolano le famiglie, tipo anche l'assegno di inclusione o il bonus mamme, però cosa c'è in cambio? Cos'è che mi offre il sistema oggi per incrementare lo stesso? Cioè,
lo sappiamo benissimo che nella gestione di una famiglia ci sono tutta una serie di costi Certo. che dovrebbe essere lo Stato, dovrebbero, da una parte abbiamo detto le retribuzioni basse, dall'altra parte abbiamo detto il costo della vita che sale, dall'altra parte abbiamo detto se una famiglia si trova anche a dover gestire familiari in difficoltà, ad oggi non c'è un servizio per il quale mi viene data una mano su queste 3 questioni qua e quindi io ho l'opportunità di non aver necessità di bonus per un'operazione che devo fare piuttosto l'altra. Nel momento in cui mi si toglie il bonus che oggi mi dava, non dico respiro, ma qualcosina, e dall'altra parte non c'ho niente, si creerà quello che noi diciamo da anni, ovvero la crisi, nel senso che ci saranno veramente famiglie in difficoltà altissime. E questo, Tasinato, riguarda anche tanti pensionati, perché tanti pensionati in questi anni sono stati destinatari anche di bonus, appunto. Qui sappiamo che le perplessità della stessa CGIL erano tanti, però senza questi bonus si possono aprire dei problemi di liquidità, dei problemi di gestione della finanza familiare. Ecco, proprio i pensionati come se la caveranno e che cosa si augura da qui ai prossimi mesi nella fase di stesura della legge di bilancio? Ecco, la domanda è difficile, perché quello che è certo è che ultimamente, e non solo da parte di questo governo, ma meno, ma anche prima, il pensionato in sé è visto come un cittadino di serie B, è visto come un cittadino che, siccome è a carico, si dice, dell'INPS, deve corrispondere di più rispetto ad altri. E si è visto con la mancata rivalutazione delle pensioni, poi la ridotta rivalutazione delle pensioni, con tutta una serie di interventi che in qualche modo, e dopo parleremo di sanità perché la sanità è il punto cruciale, che in qualche modo riducono la capacità di chi è in pensione di mantenere, come dire, il tenore di vita a cui era abituato lavorando. E questo invece dovrebbe essere il principio per cui io verso i contributi per 40, 45, 44, 42, quelli che sono, perché la media dei versamenti è alta in questo paese di chi va in pensione, e verso i soldi allo Stato gli do il compito di gestirli come crede, poi se volete entriamo sul modo con cui li gestisce, però poi il patto che ho fatto con lo Stato è quello di darmi la possibilità, quando sono più vecchio, quando sono in pensione, di mantenere all'incirca lo stesso tenore di vita che, infatti, quando è nato il sistema pensionistico si garantiva l'80% dello stipendio perché il 20% lo si riteneva come spese per andare al lavoro, per recarsi al lavoro. Siccome quelle spese non le hai, però per il resto si ragionava di questi termini. Ora non è più così, e le scelte che sono state fatte sono queste. Poi le motivazioni possono essere le più varie. Anche il fatto che questo paese sta invecchiando e che il numero dei pensionati continua a crescere, e quindi c'è anche un problema di finanza pubblica, non dico di no, però non può essere che il problema di finanza pubblica sia scaricato interamente su chi è pensionato, facendo quadrare i conti, abbassando le pensioni. Dovrebbe essere un sistema che in qualche modo mette tutti a parità di contribuzione dentro al funzionamento dello Stato, in modo da garantire a tutti quello che la Costituzione dice. Ecco, in linea di massima è questo. Il meccanismo dei bonus rientra su questa cosa qua. Erano soldi che in parte andavano anche ai pensionati, se li si toglie bisognerebbe anche capire come in qualche modo si sostituiscono, perché se no la scelta è anche ancora quella di abbassare il tenore di vita di chi è in pensione. Quindi di abbassarlo ulteriormente. Oltre a non aumentare le pensioni, oltre a fare andare in pensione sempre più tardi le persone, oltre a come dire, considerare i pensionati come un bancomat, perché poi alla fine questo è lo slogan che si usa, si continua anche solo sulla sanità. Allora, sulla sanità oggi c'è un tentativo, come dire, di
privatizzare molto, nel senso che nel tentativo di scaricare dalla spesa pubblica la sanità, i costi della sanità, si tende a spostarli sul privato. Il privato però vuole farsi pagare, e allora se è il privato convenzionato, alla fine per il cittadino cambia poco, però cambia per lo Stato perché non utilizza sinergie proprie e paga il privato di più, e quindi incide molto di più sui costi. Se invece non è privato convenzionato ma è privato, il cittadino se lo paga. Ed è una tassa occulta. Ed è una spesa, è una spesa che grava molto di più su alcune tipologie di cittadini e molto di meno su altre. Faccio solo un esempio. Se io sono un lavoratore dipendente, ormai quasi tutti i CCNL hanno i fondi integrativi. Io posso andare dal privato, me lo paga il fondo. Chi è che non ha il fondo integrativo? Il disoccupato e il pensionato, le categorie più deboli che devono pagarselo. Ora, se il sistema pubblico non garantisce più perché in qualche modo viene sostituito da questi sistemi, capite che qua chi paga è la categoria più debole, è il pensionato e il disoccupato. E quindi le disparità tendono ad allargarsi e acuirsi. Tasinato, poi ritorniamo sulla sanità in maniera puntuale, perché ci sono diverse iniziative. C'è una telefonata, pronto, chi parla? Sì, salve, sono Michele, buongiorno. Buongiorno. Salve Michele, da dove chiama Michele? Io chiamo da provincia di Padova. Prego. Ecco, niente, praticamente allora ho sentito, mi piace appunto la trasmissione che state facendo sui bonus e anche sul discorso pensionati, perché sinceramente da quello che vedo e constato, cosa succede? Che sono le categorie meno protette, che sono i pensionati, i giovani, a non venire ad avere dei benefici sia dal discorso bonus che anche dal discorso sanitario. Non parliamo poi del discorso anche a scuola, ok? Perché? Perché praticamente secondo me sono stati fatti tanti bonus, troppi, non si capisce bene da dove arrivino tutti questi bonus. Arrivano a chi? Soprattutto a chi, cioè non arrivano soprattutto a chi paga le tasse, nel senso buono, no? Se tu sei nel Veneto, hai un'abitazione, hai un soldo messo da parte, vieni escluso dalle idee, ok? Quindi cosa succede? Che nonostante tu abbia a che fare ogni giorno col costo della vita, con gli aumenti, con i rincari che ci sono, non vieni mai a beneficiare di qualcosa, ma fai beneficiare gli altri. Quindi tiri il carretto ma non hai vantaggi, ok? Non parliamo di soldi nascosti o cosa come, parliamo proprio di famiglie che lavorano alla luce del sole, però quotidianamente hanno da lottare, perché ormai oggi come oggi è una lotta, quando esci di casa spendi solo. Lei pone, Michele, non ci sono dei giusti parametri. Okay? Michele, lei pone una questione di equità, mi pare di capire. Di equità, ma soprattutto esattamente il fatto è che tanti che lavorano, pagano le tasse, non vengono ad avere non vengono a usufruire di determinati bonus, ok? Ma questo perché? Perché è stato anche creato un sistema che non li controllava praticamente, soprattutto quelli edilizi. Certo. Ci sono dei... Stanno ancora continuando, hanno detto sì, entro il 31/12/2022, 2023, dopo basta, non ci saranno più bonus, e vedi che ancora stanno facendo. Certo. Quindi, si creano dei paradossi. Parlando di equità, diciamo, se io avessi voluto usufruire o chiedere un bonus nel 2024, non potevo farlo perché, o nel 2023, mi scusi, perché dicevano che se non facevi entro una data determinata, ok, tu non potevi richiederlo. Poi invece è successo, li hanno spostati, ma io che avrei potuto richiederlo e non l'ho fatto, non posso più farlo. Quindi c'è tanta confusione e temo che tutto questo ci porti veramente ad avere tanti debiti con l'Europa, ma tanti. Grazie Michele, grazie davvero per le sue riflessioni. E Michele pone proprio la questione, no? Ci sono dei paradossi, c'è una mancanza di equità diffusa e paradossalmente chi magari
ne avrebbe diritto non può accedere a determinati magari benefici, e portava poi il caso anche dell'ISEE. Sì, no, Michele lo ringrazio anche per la chiamata che ha fatto, però effettivamente è quello che stiamo dicendo noi, nel senso che questa modalità a pioggia rischia di fare, tra virgolette, lo slogan politico del momento, per il quale poi viene detto ma abbiamo dato, ma abbiamo erogato soldi, risorse alle famiglie più disagiate o per delle situazioni disagiate, poi in realtà stringi si vede che questa modalità di bonus da una parte non funziona e dall'altra parte strutturalmente non risolve quelle che sono le questioni, quello che dicevamo un po' prima. Poi è vero anche queste azioni che vengono fatte, adesso apro una piccola parentesi anche sulle pensioni, per esempio il governo sono 2 o 3 giorni che dice sulle pensioni alzeremo le pensioni minime, ok, anche lì la pensione minima, cioè, bisogna capire come è stata costruita quella pensione minima, e vado incontro anche a quello che diceva prima il telespettatore, perché se una pensione minima è stata costruita perché non sono stati versati i contributi in una certa modalità, non è che rispondiamo all'esigenza di quelli che i contributi li hanno versati per 40 anni, rischiamo di dare uno slogan che dà beneficio a certi soggetti e che non dà equità agli altri, e quindi anche in quel caso là è un'operazione che viene fatta esclusivamente per slogan politici, per partite prese e per rispondere a una parte della società che, tra virgolette, non ha contribuito. Adesso io mi prendo anche la responsabilità di quello che sto dicendo, però è ovvio che con questa modalità qua si rischiano di creare esclusivamente bonus o finanziamenti dati a pioggia senza considerare l'equità della situazione di quelli che abbiamo. Adesso l'ho introdotta così, bisogna un attimo la tocca piano, spiegarla meglio, dopo magari la spiegheremo un po' meglio. Tasinato, la spieghi lei. No, il problema vero di questa roba qua è che noi in questo paese si chiama pensione minima un qualcosa che pensione non è. La pensione è un risultato di un versamento contributivo che un lavoratore, un impiegato, un operaio, un dirigente, quel che ha fatto nel corso della sua vita lavorativa e che viene in teoria capitalizzato e versato dopo. La pensione minima è composta invece non sempre da questo, in alcuni casi è solo questo, quando col versamento si raggiunge quel minimo stabilito dalla legge, che è un minimo vitale, che è giusto che ci sia. Ma in realtà le pensioni minime sono per la maggior parte integrate al minimo, con una quota. Perché? Perché quei contributi versati non raggiungevano quel minimo vitale e lo Stato interviene integrando quella pensione con un'integrazione al minimo. Questa è assistenza, però non è pensione. Quindi quello che bisognerebbe fare per essere equi è separare tutto quello che è pensione dall'assistenza. La pensione è una cosa, poi se tu come pensione hai una pensione di 300 euro e non riesci a vivere, io Stato ti aiuto ad arrivare a, però non deve che prendere il nome di pensione, perché se no, se io dico che uno deve avere la pensione minima a 700 euro e deve averla tanto quello che ha lavorato 30 anni e ha versato i contributi per 30 anni e è arrivato con i suoi contributi a quella pensione, e deve prendere anche quello che magari ha lavorato in nero per tutta la vita e non ha mai versato un contributo, non è corretto, non è giusto, e mi prendo la responsabilità di quel che dico. Poi che quella persona debba essere assistita va bene, ma deve chiamarsi assistenza, non pensione. Lei dice una cosa molto precisa in modo molto chiaro, la ringrazio, perché appunto è vero, cioè è un problema storico di questo paese confondere assistenza con previdenza, quindi pere con mele, e da qui arrivano molti problemi, derivano molti problemi da questo. Quindi bisogna... Infatti la cosa che noi diciamo è che se una persona è in difficoltà, perché adesso nessuno dice che chi non arriva a fine mese perché ha una quota bassa, se io prendo 500 euro e tra affitto, spesa e quant'altro non mi resta niente in tasca, nessuno vuole abbandonare questi soggetti. Viceversa, bisogna mettere in campo delle soluzioni che vadano ad integrargli quella retribuzione e che gli diano una vita dignitosa. Su questa cosa qua noi combattiamo quotidianamente,
anche coi comuni, ma non solo coi comuni, con tutti i livelli, perché il problema è quello che nel momento in cui tu fai un intervento, lo chiami in un certo modo e con quell'intervento pensi di aver risolto un problema che riguarda un po' tutti quanti, tutta la partita appunto dei pensionati dell'Italia, perché dici ma io ho aumentato le pensioni minime, tu stai dicendo una grande cavolata, nel senso che rischi solamente di creare ancora più tensioni rispetto a quelle che già sussistono. È una questione anche di messaggi politici, di comunicazione corretta. Pronto, chi parla? Pronto, mi sente? La sento forte e chiaro. Nome e da dove chiama? Buongiorno a tutti, io nome è Marco e chiamo da Marina di Piave. Buongiorno. Prego, signor Marco. Buongiorno. Allora, sul discorso delle pensioni che c'è un grande casino, si può dire così. Sì. Io ho parenti, ho amici che hanno sempre detto loro hanno le pensioni minime, ma quando lavoravano avevano 2 stipendi, uno a buono basso e l'altro a nero tanto più alto, e adesso si lamentano di queste cose. Io ho fatto tanti anni il volontario all'interno del sindacato e c'è tanta gente che è in queste condizioni e a me fa arrabbiare, perché io ho lavorato 40 anni, versato i miei contributi, sono in pensione, ho le addizionali IRPEF, ho l'addizionale comunale, ho l'acconto dell'addizionale comunale, ho l'addizionale regionale, ho l'acconto dell'addizionale regionale. E Zaia dice che noi pensionati non abbiamo le addizionali regionali, un'altra balla. Poi c'è la signorina, quella biondina da Roma, che l'anno scorso, grazie alla CGIL, ha cambiato il nome, aveva messo aumento pensioni minime, invece era la famosa 14ª giusta per certi pensionati. Sto governo qua ci sta prendendo per i fondelli, i veneti non se ne accorgono perché loro hanno altri principi politici che sono diversi dai miei, però ci stanno prendendo in giro. Avete parlato di bonus. Io ho fatto la domanda del famoso bonus 110 della casa. Il mio bonus aveva 75.000 euro della spesa. Arrivare a 110 ce ne sono altri 35 o 38, quello che siano. Mi hanno chiesto 40.000 euro di aggiunta se volevo fare il bonus casa. Io ho detto a 70 anni devo fare un mutuo per il bonus su casa, sapendo pur tante volte lo sappiamo benissimo nella zona del Coneglianese, chi ha avuto i soldi, chi ha tanti soldi, quelli delle case, non come la mia, l'appartamentino, questi qua hanno fatto tutti i bonus casa, comprese le seconde case, però si è mossa la finanza, chi ha controllato questa cosa qua? E se l'abbiamo presa in quel posto. Vi ringrazio e grazie di tutto. Grazie signor Marco, ha dato molte sollecitazioni, molti spunti di riflessione. Tasinato. Sì, era quello che stavamo dicendo, e cioè che non tutto quello che viene erogato, giustamente perché le persone non possono morire di fame. Poi uno nella vita può aver fatto quello che crede, se anche lavorato in nero. Se ha lavorato in nero ha commesso, a mio parere, un reato, però finché non è provato la cosa ha diritto a poter mangiare. Quello che io dico è che bisogna distinguere fra previdenza e assistenza. La previdenza deve essere caricata sul fondo previdenza INPS e quindi su quello che viene versato dai lavoratori attivi per pagare le pensioni. Quello che è assistenza deve essere posto a carico della fiscalità generale, perché un governo non può fare l'attività sociale se con i soldi di qualcun altro, con i soldi dei lavoratori, perché poi alla fine questo è quello che succede. Non riguarda solo questo governo, è una tecnica in uso da un po' di tempo. Detto questo, per tornare un po' indietro rispetto alla sanità, a me colpisce molto il fatto che lo stesso ministro Schillaci dica in un'intervista fatta un mese fa che per funzionare bene la sanità in questo paese avrebbe bisogno almeno
del 7% del PIL come finanziamento. Lo dice il Ministro. E dall'altra parte il Ministro delle Finanze dice siamo al 6,3%, dobbiamo ridurre. È lo stesso governo. C'è qualcosa che non mi torna. Allora ognuno si fa bello come vuole. Vi ricordo che in altri paesi equiparabili al nostro, l'Inghilterra, la Germania, la Francia, in Inghilterra siamo quasi al 10% del PIL sull'investimento della salute, in Germania siamo al 9% del PIL e si parla di PIL anche più alti dei nostri. Perché lo fanno? Perché sono stupidi? No, lo fanno per un motivo molto semplice, che un'economia gira bene, un paese cresce se la sua popolazione è attiva, è sana, lavora e funziona. Vi faccio un esempio. Se io ho male a una gamba, ho male a un ginocchio e vado dal medico e il medico mi dice ti mando la visita fra un mese, io in quel mese sto a casa dal lavoro una settimana perché non ce la faccio ad andare a lavorare e sono a carico della collettività per lo stipendio e inoltre non faccio produzione, non produco, non faccio crescere il paese. Se io quella visita ce l'ho domani e magari mi metto a posto il ginocchio, non creo più questo danno, quindi la salute dovrebbe essere vista come un investimento e soprattutto la prevenzione sulla salute deve essere vista come un investimento per far crescere il paese. Quindi è una questione di realpolitik. Dovrebbe essere il primo investimento del paese quello sulla salute, perché poi fa funzionare tutto il resto. E invece diventa l'ultimo in una logica perversa di risparmio semplicemente finanziario. Ed è sbagliato, è uno dei punti che mettiamo sui nostri 9 punti della via maestra, perché? Perché fa parte del percorso costituzionale. La via maestra che abbiamo immaginato cos'è? Sono 9 punti che messi tutti insieme applicano la Costituzione e portano il paese ad essere forte. La salute è il terzo, il primo è il lavoro, chiaramente, il secondo è la pace, perché senza pace non lavori, non produci, non fai niente. Il terzo è la salute. Perché se un paese non è sano non produce, poi c'è la democrazia, c'è tutto il resto per arrivare a applicare la Costituzione. Ma il punto è che un paese deve avere il lavoro, la pace per poter funzionare e la salute. Sono punti su cui bisognerebbe un paese serio investire sempre di più. Se si è sani si lavora di più e si lavora meglio, un principio di realismo. Abbiamo delle telefonate ma abbiamo anche la pubblicità che incombe, quindi un minuto di pubblicità poi rientriamo. Caro Vita, sanità, questi gli argomenti sul tavolo con la CGIL, con Sara Pasqualin e Luigino Tasinato della segreteria provinciale dello SPI CGIL di Treviso. Ovviamente c'è una legge di bilancio all'orizzonte, la strada è sempre più stretta, insomma, la coperta corta, l'espressione più utilizzata in questi casi, però insomma gli argomenti ci sono e i temi sono estremamente concreti. C'è una telefonata, pronto, chi parla? Sono Giorgio Oliosi dalla provincia di Verona. Giorgio, buongiorno. Prego. Buongiorno, niente, io vorrei intervenire su 2 cose. Io sono un pensionato con moglie casalinga. Volevo dire, la mia rivalutazione è una pensione di 2.100 euro lorde, in pratica mi sembra 4 volte il minimo, e quando ci sono le rivalutazioni mi considerano con 4 volte il minimo. Vorrei dire che io, essendo in pensione da solo, la mia rivalutazione non deve essere uguale a quei signori che hanno la pensione e hanno anche la moglie pensionata, dovrebbero fare diversificazione. Poi per mia moglie a carico mi danno 50 euro di detrazioni mensili, sono una cosa irrisoria. Chi prende 2 pensioni minime dà anche la 14ª a luglio e non hanno mai versato contributi e prendono più di me. Io sono in pensione da solo e prendo meno di loro che ho versato 42 anni di contributi. La terza cosa è, se io dovessi morire, mia moglie ha una reversibilità al 60%, come la vedova di uno che ha la pensione anche lei, insomma, una vedova che ha la pensione percepisce sempre il 60% come me. Si dovrebbe fare qualcosa, non guardare singolarmente, non fare le cose a pioggia.
Grazie. Grazie a lei, Rispondo io. grazie a lei Giorgio. Dicevamo temi concreti, questo è un tema concreto, concretissimo. Allora, parliamo di pensioni, non di assistenza. Le pensioni, come dicevo prima, dipendono da quanto uno ha versato. Se uno ha versato 42 anni di contributi, il valore di queste pensioni viene rivalutato e viene corrisposto a una pensione. Nel caso dell'ascoltatore era di 2.000 e qualcosa euro lordi al mese. La famiglia che ha due pensioni è perché hanno lavorato in due e hanno versato in due, non è che è pensabile di dire non gliela do. È giusto che la persona la prenda, tant'è che se invece la persona che sono in due avesse lavorato poco e non avesse maturato, non gli danno l'integrazione al minimo, perché è collegata al reddito familiare. Però se uno ha versato è giusto che abbia, se no sarebbe un furto. Diverso è invece dire basta una pensione da 2.100 euro per una famiglia di due persone? Questa è un'altra domanda sulla quale bisognerebbe riflettere in termini di fiscalità generale e capire se rispetto al costo della vita qual è la necessità viva che serve per vivere, ma questo qui apriremo un capitolo. E quindi qua ci spostiamo, Tasinato, seguendo il suo ragionamento nel campo invece della fiscalità, della fiscalità e poi per quello che riguarda la rivalutazione, lei dovrebbe aver avuto il 100% di rivalutazione dell'inflazione con questo livello. Se non l'ha avuto c'è qualcosa che non va, perché era 2.000, il limite di 4 volte al minimo sono 2.300 qualcosa. Se lei ha 2.100 deve aver avuto il 100% della rivalutazione, non una rivalutazione ridotta. Quindi controlli magari. Per quanto riguarda la reversibilità è un tema strano, nel senso che fa parte di un regolamento, di una legge che viene applicata all'INPS, per cui se io ho il diritto ad avere una prestazione, quella prestazione quando me la danno è già calcolata sul fatto che io poi se manco io aspetta anche alle persone che sono con me, che fanno parte della mia famiglia in base a determinate regole. Se dovessero togliere la reversibilità dovrebbero aumentare la pensione, in teoria. C'è la reversibilità per le persone che ci sono, poi è chiaro che se uno ha un diritto e ha versato, due persone hanno versato la pensione in due, anche quel diritto si applica a quella persona, perché non è assistenza, è proprio versamento dei contributi, sono soldi miei che io ho versato. Diverso è se c'è l'assistenza, che è una roba diversa. Questa è la risposta in 3 punti a Giorgio di Verona, ma abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi parla? Pronto? Pronto, ha rimesso giù? Sì, probabilmente sì. Allora, abbiamo parlato prima di pensioni minime, ma c'è poi tutto il nodo delle pensioni anticipate, anche questo è un nodo importante. Ci sono diverse ipotesi in campo per il 2025, da quota 41 allo spauracchio di quota 104. Qual è lo stato dell'arte, Tasinato? Bella domanda. Al momento lo stato dell'arte è che sono chiacchiere, come sono state tanti anni passati. Quello che bisogna sapere è che il Ministero delle Finanze, dell'Economia, pone una condizione che taglia la testa al toro, dice non deve costare. E quindi se noi ragioniamo di quota 41 oggi, chi oggi ha 41 anni di contributi versati è dentro al sistema misto, non è dentro al sistema contributivo. Quindi il suo calcolo della pensione avviene in un calcolo un po' complicato, ma è un po' più alto di quello totalmente contributivo che viene applicato a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995. Ora, il quota 41 non prescinde dal fatto che sia ricalcolato tutto, cioè il lavoratore deve dire io accetto che mi si ricalcoli tutto sul sistema contributivo e ci possono essere anche 200, 300, 400 euro di differenza sul valore della pensione. La domanda è: vale la pena prendere 300 euro in meno al mese per tutta la vita per non lavorare un altro anno e mezzo e arrivare ai 42 e 10 mesi? Perché poi i 41 hanno la finestra, esattamente come tutti gli altri, quindi sono 41 e mezzo, se saranno. Vale la pena di non lavorare un anno? Allora,
lo farà chi sarà costretto, chi è senza lavoro, che non riesce a vivere, non riesce a trovare il lavoro, ha 41 anni di contributi e mi tocca accettare, ma è torto collo come si dice, perché se no conviene, se uno ha un lavoro, continuare a lavorare un altro anno e mezzo e andarci col suo ricalcolo. I 41 andranno bene fra 10 o 15 anni, quando comunque saranno tutti contributivi, ma quel che succede fra 10 anni, sulle pensioni non lo sappiamo, vista l'andamento della demografia di questo paese, che è complesso. Inverno demografico, c'è chi certo. adesso parla addirittura di deserto demografico. Cioè adesso siamo all'1,4%, un lavoratore 4 contro un pensionato. Se andiamo avanti così sarà 1-1, bisognerà capire come si riesce a gestire questa roba. Bisognerebbe capirlo adesso, non fra 20 anni quando succede, ma insomma. Però appunto siamo sempre lì, Tasinato. Allora, vediamo un'iniziativa molto concreta che state in qualche modo costruendo in vista di sabato 28 settembre a Verona, una manifestazione regionale per il diritto alla salute. Di salute abbiamo parlato, di sanità anche, ma che appuntamento sarà, Tasinato? È un appuntamento che fa parte, come dicevo prima, è un appuntamento organizzato non solo dalla CGIL, ma dalla CGIL insieme ad altre decine e decine di associazioni che fanno parte della Via Maestra, che è un progetto, un percorso, come dicevo prima, per portare questo Paese tutti insieme all'applicazione della Costituzione, intesa come far star meglio il Paese. Come dicevo prima, se andate sotto, sull'ultima parte c'è il percorso, sotto, vedete il primo punto è il lavoro, perché un Paese senza lavoro non è un Paese che funziona. Il secondo punto è la pace, perché se siamo in guerra non ci sarà niente di tutto il resto se si è in guerra, perché l'economia di guerra è economia di guerra. Il terzo punto importante è la salute. Come dicevo prima, senza la salute il Paese non va da nessuna parte, perché la gente non produce, non lavora se è ammalata, se sta male, quindi prevenzione. Ecco. La manifestazione è per il diritto alla salute, per spingere chi ci governa a investire di più sulla salute. Dicevo prima, siamo il Paese di quelli più avanzati in Europa che investe meno di tutti sulla salute. Bisogna investire, bisogna salvaguardare il sistema pubblico, bisogna pensare alla salute nei luoghi di lavoro, perché poi nella stragrande maggioranza, o meglio, una buona fetta dei pensionati che stanno male perché hanno lavorato in un certo modo, perché hanno i dolori alla schiena, perché sollevavano i pesi, non c'era la sicurezza, hanno respirato polveri, hanno sentito rumori. Ecco. Quindi prevenire nei luoghi di lavoro, prevenire tutti i sistemi di prevenzione, poi garantire a tutti il livello di assistenza, i famosi LEP, anche qua con l'autonomia differenziata si fa un disastro su questa roba, perché significa lasciare ognuno per conto suo e chi ce la fa farà bene le cose, chi non ce la fa le farà male e poi avremo un problema di paese a varie velocità. E quando uno sta male dove va a curarsi? Dove lo curano? E quindi avremo i flussi di gente che va a curarsi nelle regioni che funzionano, intasando la sanità di quelle regioni lì, perché poi la taratura è quella, insomma. Ponendo un problema di sostenibilità. Esatto. Quindi voglio dire, ci sono tutta una serie di motivazioni per cui è importante scendere in piazza e manifestare perché il governo si faccia carico non di un unico tema della salute, ma della salute in generale, e tutto parte, perché niente si fa per niente, tutto parte dai finanziamenti che servono per sistemare la salute, anche sui contratti di lavoro. Prima si accennava ai contratti di lavoro, Confindustria diceva i nostri contratti sono tutti più alti, sì, ma bisognerebbe che fossero tutti più alti nella filiera, perché se Confindustria ha un'azienda che ha 100 dipendenti e poi ne appalta lavoro per altri 1000 e quei 1000 sono le cooperative sociali che prendono metà, non funziona mica. Deve essere per tutti, su tutta la filiera il contratto che funziona. E lo stesso vale nella sanità, perché la sanità ha il contratto buono, sì, e tutto quello che c'è sotto, le cooperative sociali, eccetera, che hanno i contratti a 5 euro l'ora. Appalti, subappalti. Quindi bisogna che si investano soldi nel sistema produttivo e nel sistema sanitario perché tutto funzioni. Lo speech CGIL ci sarà a Verona? Sì, assolutamente. Beh, ovviamente ci saremo insieme a tutta la CGIL.
Poi l'importante è continuarne a discutere, perché poi le persone devono capire cosa sta succedendo e ci sarà questa manifestazione, ma continueremo a discutere nelle nostre assemblee, nei nostri incontri, perché è un problema tanto sentito, perché anche quando andiamo nelle piazze piuttosto che andiamo nei bar, le persone parlano di questi argomenti. Il problema è che si stanno un po' demoralizzando, secondo me, ad accettare una situazione che continua a peggiorare, quindi bisogna riattivarsi per difendere i propri diritti, perché la salute è un diritto in primis. Manifestazione regionale sabato 28 settembre 2024 Verona, concentramento alle 10, piazzale Stazione Porta Nuova, arrivo corteo in piazza Bra, ovviamente sempre a Verona. Grazie davvero Sara Pasqualin, grazie Luigino Tasinato della segreteria provinciale dello SPI CGIL di Treviso, tanti temi, tutti in evoluzione, ovviamente si guarda a Roma la legge di bilancio, ma si guarda anche a Bruxelles, alla nuova Commissione europea, tutto è collegato ed è sempre più collegato. Io ringrazio dalla regia Alessandro Granziera, Renato Capoia, rientriamo in diretta puntuali come sempre alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Subito dopo di noi il film davvero imperdibile, Cemento Armato, un film italiano del 2007, un thriller con Giorgio Faletti tra gli altri, quindi insomma un gran film. È tutto per il momento, buon proseguimento di giornata.